Da lunedì 1 agosto l'ULSS 10 ha abbattuto l'ultima barriera linguistica tra pazienti e medici, attivando un servizio di video interpretariato professionale online di lingua dei segni. Grazie a questa novità, un interprete collegato in videochiamata da remoto garantisce in tempo reale la comunicazione tra paziente sordo e medico. La novità è attiva tutti i giorni sino a fine estate nei punti di primo intervento di Caorle e Bibione e nel pronto soccorso di Jesolo. All'arrivo del paziente sordo, il personale dell'accettazione attiva la sessione di video interpretariato mediante l'utilizzo di un tablet. In pochi secondi medico e paziente hanno a disposizione l'interprete in grado di supportare la conversazione anche con utenti sordi di lingua straniera. Ci sembrava fondamentale, visto che nelle nostre spiagge vengono milioni e milioni di turisti a passare le vacanze, dare oltre ai servizi di interpretariato per i turisti in lingua inglese, tedesca, francese, nei nostri pronto soccorso, nei nostri punti di primo intervento e nei nostri reparti ospedalieri, avviare anche questa nuova forma molto bella, molto importante di video interpretariato per le persone sorde. A loro non pensiamo mai, ma anche loro hanno il diritto, quando vengono in un pronto soccorso, quando vengono in un servizio, accedono al servizio sanitario, poter comunicare con il personale medico. Terminata l'estate, il servizio continuerà all'ospedale di Jesolo e verrà attivato anche nei pronto soccorso ospedalieri di San Donà e Portogruaro. Noi lo adottiamo come prima ULSS della nostra regione, ma siamo certi che nel giro di poco tempo, grazie alla sensibilità e al fatto che la nostra sanità è una sanità di eccellenza, nel giro di poco tempo in tutti i pronto soccorso, in tutti i servizi del nostro servizio sanitario regionale vi sarà questa forma di video interpretariato.